Salvatore Capuano, prendere come tua legittima sposa la qui presente Santa Esposito? Sì, e voglio. Vuoi tu, Santa Esposito, prendere come tuo legittimo sposo il qui presente Salvatore Capuano? Sì, e voglio. Nel nome di Santa Romana Chiesa vi dichiaro marito e moglie. E viva gli sposi! Sii felice, Santa. E c'è bisogno che mi domanda. Fino a ieri chi era? Una povera truatella che stava chiusa in un convento, senza un conforto, senza genitore. Oggi invece tengono una casa, tengono un uomo, tengono sposa. E per tanta devozione, per tanta riconoscenza, io ti sarò fedele per tutta la vita. Ma quale devozione, cuore mio? Quale riconoscenza? Io voglio solo che tu mi voli bene come io ti voglio bene, e per tutta la vita. E sono sicuro che nessuna coppia di sposa proverà la stessa felicità che proviamo noi. Perché io pure sono cresciuto senza genitore come te. Tu tieni solo a me e io tengo solo a te. E mo Yamma, salutiamo a tutti quanti e partiamo per questo viaggio in nozze che sarà un ricordo più bello della vita nostra. «15 giorni dopo». Rosinè, hai visto i sposi già sono tornati da viaggio in nozze? Vattene, non mi ricordare. Ma ve li sta a sfottere fino ad in convento. L'aveva saputo che non sfasulata. Non magna, che a me mi sa fare la piatta potrà mangiare. Mamma muoveva là dentro. Giurai pure vicino a madre superiore. Dicette, madre, vi giuro che non le mancherà niente. Ne farò di lei una donna felice. Invece, Salvatore è stato non apposta. A Santa se l'ha sposata. E tutte le promesse che ha fatto l'ha mantenuta. Hanno fatto chi lo viaggio in nozze, chi lo matrimonio. Tengono che la bella casa. Mi facete mafiarella e poi mi portate a dormire in dove c'è mamma da doccia puzza e c'è feta. E a me che vuoi, io posso tenere. Oh, fui licenziata e se non trovate io a faticare, che fatica tu? Anzi, ma si vuoi fare una cosa buona, rammi una ricca 500 lire che mi sto puzzando di fumare. Muore, perché da sto momento in poi non hai più una lira a me. E se non piraro ti hai a buscare campate, non ti ronco manco più a mangiare. Tanti mi arrangio coppa da signora e tu ti arrangi per fare i tuoi. Sei proprio una femmina ingrata. Tiene proprio il cuore che pila la coppa. Eppure sei cresciuto in tuo convento, a dove si predica la bontà, la carità. E come può tenere il coraggio e non me la più a mangiare? Perché sulla così vieni quello che ti ha a mettere a fare. Le ricottavo quello a me non lo fai. Non lo fai. E non lo co. Magari facete sempre cane e gatto tutte e due. Santa. Ma tu vedi se è possibile che una femmina dà a mangiare marito, la darà a fumare, la da servire come preva dall'altare, troppo che io mi spello in mano a gli a fare cameriere in coppa ad una signora. Nicoli, mi meraviglia te. Ma che già fa, Santa? Oggi tu soleato a tutte le porte e non riesci a trovare un posto. Pozzi mai a rubare, dici tu? Va a ruba, e spera di che ti arrestano, solo a così te levano anzi e piede non ti vedi più. Oggi pazienza, Santa, se è fatta tardi la signora mi aspetta. Ci avarim. Ma senti, vieni a qua. Oggi dite vattene. Vattene! E non lo Mannaggia miseria, mannaggia. Signora Santa, sono passata per casa e non v'ho trovata. Ah sì, difatti ero scesa. E che voleva? Come che voleva? Mi era venuta a pigliare persona, no? Mio marito non ve l'ha dato ancora? No, ma io posso aspettare. Santa, per voi facerria qualunque cosa. Va tenesse pure per senza niente in da casa mia. E che c'entra? O persona ve la darà. Mo che viene stasera, ci di che vi faccio portare. No, non lo facete disturbare. Passi domani mattina per la casa vostra e mi venga a pigliare. Quando mio marito non ci sta e non riceve a nessuno. Ma come perché non ti posso cogliere in nessuna maniera? È tanto tempo che ti venga appresso che ha speranza di te vedere e di parlare e mi inebriare in da questi braccia tu hai avvalutato. Tu a essere la mia Santa, costa quello che costa, ma a essere la mia. Lassami, a me niente. Non ti permettere mai più nemmeno guarda. No, io non ragiono più, io sono pazzo di te. Io non ragiono più, capisci? E se non sarai la mia, non sarai manco più dissa, perché io t'acciro prima a te e poi... E accirami, meglio morte che essere posta tutta te. Mi fai schifo, mi fai ribrezza. Lassami, a me niente. Santa! Ah, e a così stanno i fatti. Solo perché tieni denaro ti credi da accattare l'onore una povera figliuola. E invece rai, sa voce leva di ribba, ci profu. E quando non tieni la forza di papà manco sono, lasciami a casa che mi serve. Io sono giù e sono venuto e non t'ho mai trovato. Ti, miserabile. A me miserabile. Io da già lo zia che mi mannaccia la vita tua. Attenti, salvato la bulletta!
canta e va preso e tentavi somigliare e all'affrontai sta specie delinquente che minacciava la madre non coltello dice da voi di fronte a sta niente che mano a mano mi poteva stare e l'onore che la santa io potete vendicare. Sta niente, che mano a mano mi poteva stare e l'onore che la santa io volette Mamma bella, Asurici, tra se il latte e lui gli fa una scopatella che vi immagino che è tardi. E voi che già ti trovate? A che ora la pompa è chiusa? Marinaldo, Ma- che stai una rapina? No. Rancia tutti i soldi all'incasso e non fiata. Non fiata si tiene cara la pelle. Ma io ho già fatto versamento, tengo poco soldi. A te, pigli tutti i soldi di tuo cassetto. No, no, delinquente. Mario, i soldi non sono dati. Assassino! Ah, te che soldi non te ne. Camera, scappa! Scappa! Assassino! Annacciato a benzinaie! Chiamate la polizia! Chiamate 113! Chiamate 113! Il giorno dopo. Non ha giocato in il mondo, ma non può fare. Luigino sta in una cannetta, o si non ha zitto, e la bomba da benzina che ha fa. Non dire che basta non tutto, da mette che bomba a mano e da mette a fatica. Io? Oh, tu sei asciutto di cervello. Io benzinaio non mi metto a fare, hai capito? Non è. Perché? Perché non voglio che tornino una volta i rapinatori e per pigliarli in cassa mi sparano 7-8 palle a rete. Non guarda mai, chi non è scappato molto, e ma non tornano più. Ok, no, chi le tornano? E io non voglio morire. Hai già capito, mo? Tu mi volevi innanzi ai piedi per te ne pigliare uno più fresco, eh? Certo, casita sto anche tu. È buono all'ossatoio. Niente bello fosse, io me ne sono sanata. Tanto siamo diventati mussi hanno andato. Oh, beh, e beh. tu me ne faccio come Però non pensi che si ne passa tu e in mano tua attanata più fresca. Volesse fare poco come mando stassa. non è solo me proprio. Uè, zitta, stava nella sia. Madonna, e quando arrivo, figlio mio? Il telegramma è stato spedito ieri, ma mi è rimasto soltanto isso, che il marito mio me l'hanno accesa, da sì. E che monino fa, sì? Se non è sta forte, ma si delinquente. E ma non devo calmare un po' che hanno. Non dicono che stanno se ne ridotta. Se non vengono vicini in queste condizioni, ho fatto soffrire assai. Sì, hai ragione. Già essere forte malgrado tutto. Spero sulla zia che torna in presto. Lo telegramma. Ha già avuto stamattina.
me l'ha scritta mamma mia e diceva vieni subito a casa, cerco permesso capitano che papà tu non sta buono, abbracci e baci mammarella tua, e invece papà mio era morto già, in treno no giornale me l'ha detta la verità. Sotto ponte l'autostrada, hanno chiosco da benzina, hanno fatto una rapina, 4 banditi con una 1.300, hanno acceso benzinaio e chi l'hanno me ne fatto, 1.000.000 hanno trovato, l'incassa da giornata stava là. Scordatella sto sargentella, scordatella che sta divisa. Da stasera non so più chi, no criminale voglio diventare. Sotto la vita militare, ha fatto sempre centro, che pistola ti rassegna, e a buona mira non si può scordare. Tu stasera mi canta nonna, come quando ero piccolino, e a di mano prega Madonna, che mi accompagna e torna in braccio a te. Sotto la vita militare ha fatto sempre centro, la pistola ti rassegna, e a buona mira non si può scordare. È uno sbirro da malavita che mi ha detto chiarabinato, e cannise che sti banditi t'allaggia pure tampose sangue a te. Vedete che idea geniale hanno tenuto i signori capi della mafia a mi mannassi i strunzi vestuti a monaci per mi far portare la droga in da 2 pagnotti di pane. Ma voi lo sapevate che io non volevo trafficare più, e la droga non ve l'aveva pigliata. Ma chi l'hanno detto che noi non te lo portavamo? Ci facevano a piezza e poi ci quagliavano l'indocciamento. E vi faceva fare piezza a piezza, ma la droga non l'aveva a ricevere. Perciò pigliate sti pagnotti e portate a cena un'altra volta. Carmine, falla perché tiene un baravisa. Non voglio sentire ragione. Se no stesse moi, va facci a piezza tutti e due. No, non spara Carmine, ci portammo i pagnotti, ci portammo. Sti strunz. Qualche ora dopo. Don Pasquale Bella, a che debbo il piacere di questa vostra visita? Ma già avuto scomoda io a venire fino a capo di dicere che tu bella e buona non può abbandonare i posti di fatica senza che nessuno ti fa dritto. Don Pasquale, io tengo stima e rispetto di voi, ma io che lo mestiere non lo voglio fare più. Voglio barca io ti aspetto, rimane all'ufficio il 9 preciso, e se non viene ti manna a pigliare per orecchio. Uno solo è stato l'uomo capace di mi pigliare per orecchio a me, e che sto è stato abbonandomi papà mia. Io facevo quando io non volevo a scuola, e nessuno di da banda vostra, né voi è stato all'altezza di mi pigliare per orecchio a me. Se ma non mi rendo.
Abbascia sta macchina che ci aspetta. Te voglio imparare un po' che crianze. Non capo la mafia non caccia la pistola in da casinata. È solo per trarre una lezione. E se non fai quella catarichia, anche la tua bella signora, a guagliamma rinda un pareggiamento e a facimmi a fare un sonno eterno funo. E a cammino. Don Pasca! Brava, grazie. Io che stavo aspettando. Un attimo di distrazione e sta carogna. Ma l'hai uccisa! E se non lascerei, faccerei vista a me. Carmeni, belle mamma tua, ma che hai fatto? Poi mano, io una buona anima papà ricetta, meglio a calere con Camposanto. E io l'ho già accisa per non morire. Io mi faccio a costituire. Ti raccomando a Graziella. State buona, mamma, state buona, amore mio. Da una cella del carcere. Ma perché mi hanno trasferito a cella 17? Superiore! Io non voglio stare qua, portatemi una volta a celle prima. Io non posso farci niente. Questo è l'ordine che ho ricevuto. Ma almeno facetemi parlare con prevete, con cappellano. Va bene, te lo manderò. Madonna, e com'è brutta, com'è triste questa cella. Entrate qua. Cammine, nuovi clienti ci sono. Voglio, guardate chi ci sta. Ma che volete a me? Chi va mannato qua dentro? A mafia. A mafia. Sì, a mafia. Ecco che arriva, che tu accerenno capi tutta l'organizzazione da passavolici. La mafia è potente. Tanta potente che comanda pure dentro carcere. E noi stiamo a capo a vendicare a Pasquale del Gennaio. Già, chiama bene. Non mi tenete ancora un coppia spine. A chi aspettate a marcire? Vigliacca, assassino. Conducetemi dal detenuto Carmine Ruotolo alla cella 17. Vuole confessarsi. Padre, sento che mi vanno a uccidere e prima morire. Ma cosa dici, figliuolo? Qui nessuno ti farà del male. Sento attorno fredda da morte, perché la mafia non tiene pietà. Accerettano pezzi 90 e perché ste sono vendicati. Non so saggio, non sono contento che una santa pamata per me. A quagliaina d'indocciamente solamente per dicere no. E chiama bella, non mi tenete ancora un po' per spine. Sono rassegnate, facetelo pistola e te mi fastino. Già saccio che mi aspetta a cella 17, stanotte si parrà. Non fa metà. Zerrato conto, si acciava ma non fa complimento, ma non mi pente, si acciava la vita non me niente, già son che rassegnata che già va la qua vita, facile impressa con sta metà.
l'ombra di da notte a cella 17 m'hanno afferrato e niente posso fare una lametta m'hanno tagliato e bene a tradimento e per la vita goccia per goccia non fosse niente a mafia non perdoni a cella 17 nessuno pare all'arra però merità Maronna, stanno venendo chi le ramana nera. A nascono guaglione, non ha prestato delinquenza. Sono 2 settimane che non pago. Sono $1000. E pago di scassare la bottega a capo. Ma guardate che non sa buscare, tratemi una settimana di tempo. Ah, che tempo è tempo? La mano nera non dà tempo a nessuno. Racci! Papà mio, è acceso. Caccia vendicò. 10 anni dopo. Pisciati alla mia, vattene subito a casa perché pa viva che me ne hanno mano nera. E che se ne fa, Nemi? Che non tenim manca una fata interire. A stiente potremmo mangiare. Che siamo fatti milionari che me la piscano e poi vanno a trovare un riscatto. Ma non si può mai sapere. Può darsi pure che ti pigliano per un posto di dente. Ti vanno a cirere. E poi come cambi più senza te. Pisciati alla mia. Ma quando mai? Chi le sanno vanno a spendere? Quelle sono organizzate. Ma poi Ricky, ma perché mi chiamo sempre pisciatiella mia? Oh no, ma non lo tengo. Ti chiama così perché sei piccerino, bellino e maniariello. E va, vita a casa. Otto pure la pasta indecisa che mo sa gli ha preso a te. Ma io non ho già capito perché ha già cucinato sempre cicere e fasullo per te. A parte il fatto che non mi piacciono, per quando la notte rindolietta, ma già sa di pure bombardamento. Va, che i lecumi fanno bene. Vabbè, come vuoi tu. Vuoi ma vieni a impressa, non mi fa sta col pensiero. Mamma, e chi viene a casa? Ma che sono fatte una creatura che mi è stata sempre appressa? Io stamattina faccio 20 anni e non è più casi mi veniva ancora a sorvegliare. Ma io tengo solo a te, Vicenzi. Solo a te a nessuno più un coppa a terra. So tant'anni che il destino mi ha voluto privato bene più caro. Ma ci rettano a papà tu che piccerilla ancora. Se avesse a succedere qualcosa pure a te, io scessa a impazzire. Io moresse appresso a te, figlio mio. E non mi pigliate collera, mamma. Iam, vieni a casa. Preparate un bello pranzetto per la ricorrenza del mio compleanno. E non ci pensate più. Vieni a presto, Vicenzi. Io non da niente preparo. Iada, mamma, iada. E non vi preoccupate di niente. Scusate. Dite, giovanotto, che vi devo servire? E questa via Scassacoccia? Sì, signore, che sta qua. A chi ha da trovare? A un certo Salvatore Capisce. Ah, e chi le stia caso palazzo a preso? Ma scusate l'indiscrezione, perché voi ha da trovare? O vedete chi sto qua? Oh, mamma Carmen, e che volete fare con sto pistolone in casone? O voglio fare cantare quella issa, perché vigliaccamente m'acceretta a papà mia quando erano piccerilla così. Ah, sì, ma mi ricordo. Ma non date retta. Ho sapito come si dice. La migliore vendetta è il perdono. E gente malamente avesse fa male pure a voi. No, ha già fa vendetta. O se nostro coro mio non trova pace. Fui massacrata troppo barbaramente che l'uomo che mi ha detto la vita. E io sto capo vendicare. Ma vita credere. E issa non me ne importa proprio niente, perché sacce quando è una carogna. Però mi dispiace assai se vi avesse succedere qualche cosa. Io conoscevo padre vostro. Erano un signore. E non si meritava fa che alla fine che ha fatto. Non vi preoccupate per me. Dinde bene mi sento all'inferno. E non mi faccio paura che lo piezzi 90. Che va a dicere? Ah, ma non mi posso scansare, figlio mio. Ui, guarda la combinazione. È proprio issa che sta venendo da questa parte. State d'accordo? Io me ne vado. Sì, da voi tu lo capisci. Sì, voglio sono chi? Che vai trovando? Non mi conoscete,
È la prima volta che te vedo, o forse non mi ricordo. Però t'avessi a ricordare quando tanti anni fa sotto all'ucchio un figlio innocente a cerista per denaro barbaramente a una povera pata senza pietà. Ma io sparai perché io che c'hai la pistola, io... Non ne è vero. Oh, ma insomma, che fai trovare? Ma chi sì? Io sono che lo figlio innocente e sto capo vendicato. Stamattina già fatta 20 anni, io un momento per chiudere conto, e vendetta già fa sul pronto, ma non era, mi privasto bene giocare, massacrando la barbaramente sotto all'occhio sto figlio innocente, ma non era toro capisce, io son tuo figlio che non ti rava pace. A tutte notte, ma per un sonno per mi ricordare, no giornamente, che la facetta bella da non dette, che vedo pronto, con queste scherze. O sai, si muore da già. Dinde bene ma sento l'inferno, tu sei un'uomo potente non porti, quando l'odio col cuore complotta, scappo morte, ma non erano questo momento, che non son con piezze davanti, con la tema la paziente. Chi è? Sono chi ma dalle arab. Ma si può sapere come l'ho tutte le nascuse? Si può sapere da qua per tu se te le mizze? In do per tu sei sorda. Già, i poi era così fesso che l'hanno nascondeva a casa. A così si veniva la polizia, o trovava e soppigliava. Ma io non tengo una lira. Tengo occasione quei pezzi a rete. Mi trasoviete per tutte parti, ovvero no? E così hai. Ah, perché si devono tutte eleganti, vanno in sospetto e ti portano a poggi poggio. Ma allora che so aiutare a roba a fa? Se non mi posso fare un vestito, se non mi posso fare una mangiata. A mangiarci sto tempo. Quando sei scordato o fatta e voglio mangiare. Ma tu sei pazzo. In a poco e poi schiaffe faccio andare per polizia. Vabbè, a rucchiagnere. E mo prima si rosaria mi sa fe fa solo, ti faccio una zuppatella. Ma come con tanto denaro che tengo mangia la zuppa e fa su?
I soldi vanno dati pelle e ossa. E così, arsta, pelle e ossa. Perché se ne accorgono che si ingrassate, dicono, oi, o Mario Leis, con tutte le denari che si è rubato, chissà che mangiate ci sta facendo. Forse hai ragione. Fammi mettere sotto braccio che il numero è allerta. Non fa niente, ma raggia cazzo un potello e fa su. Già, e non dammo però, non È una parola. Chi è? Sono io, l'ugino Zombafus. O marito vostro sta dove sta? È sceso, però potete riuscire a me. I sacci vita e miracoli, mio marito. No, ha già parlato con isso. Vi prego, qualunque cosa. Pure se si tratti di una sommerenara. Io sto capo per sentire. Vedete, io procurai un lavoro a vostro marito e non se ne facetta niente perché invece ci mannai a quelli due fessacchiotti che te ne ha preso. Issa che la notte se ne stetta beatamente rindolietta a si scarfa vicino a voi. Hai perdette una bella franca di Mariù. E con ciò? Stanotte invece ci aiuto. È stata buttata a termine un lavoro in una cinquantina di euro. E io sto qua per essere risarciti di tutti i danni subiti nel precedente lavoro. E siete sicuro che lavori stanotte alla fattissa? Sì. C'è sentito pure voi? No. E allora come facete a dire che è statissa? Perché era un lavoro che Solisse poteva portare a termine. C'è un sistema d'allarme per tutta la villa che Solisse poteva trasire. E invece vi che non è statissa a commettere furto. Perché pure stanotte ha dormito tra le mie braccia. Ah sì? Pure voi vi ostinate a dire che non è statissa a commettere furto. Allora mo scenga, va a fare una telefonata. E da stanotte in poi non se ne starà più a dormire beatamente tra le vostre braccia. O faccio dormire in compagnia e pimmici e puceriale. Che una pimma ci stessi tu. E mo esce a sta casa. Prima che viene Salvatore e ti scamazza con meno serpe velenosa. Esce fuori a sta casa. Esce miserabile a me niente. E vabbè, ce l'hai voluto tu. Mamma, che divertimento rindallete là. E avete maruzzelle per come siete divertiti. Mamma, ma che tu stai niente? No, non è niente. Però ci stanno novità. Papà, ma che sto a aiutarci tu a mamma che niente? Rosa, ma forse mamma non sta buona. No, Salvatore. È stato che Luigino sono pafusse. Ha saputo furti stanotte e gli trovare una camorra. Ma perché è sicuro che sono stato io? Ha detto che con tutti quei sistemi d'allarme solo tu potevi portare a termine il lavoro. Io l'ho messa a porta, l'ho cacciata e issa ha detto che scendeva e gli va a fare una telefonata. E mo che succede? Che succede? Succede che se veramente faceva la telefonata alla polizia, per quando esiste Dio scippo con la pietta. Mamma, papà no. Chi è? Sono io, il brigadiere De Martino. Brigadiere Bell, a che debbo il piacere di questa vostra visita? Chiamami in un momento con me, Salvatore. E che tenga a spartere con voi, brigadiere. Che brutto ambiente io posto. Prima mangiate in tu stessa piatta e poi vi pugnalate in spalle. Abbiamo avuto una telefonata, Salvatore. E mo chiamami con me. No, brigadiere. Va prego. E manetta no. Come volete voi, ma veste scendo. Senza manette, a carità. Ci stanno i piccerilli a mammannanza e sta figura non ne voglia fare. Sommarione e portano quello che sto marcianino. Ora si son ganata pagalera, non vedo permesso in da casa mia e mettermi in manetta scende alla sta porta che mamma veste scenga brigadiere. Son Mariola, sì, ma lui c'è loro. Son con Dio, sì, io son copata. E voi che siete pure padre e figlio, papà mattina che mamma
Non vado permesso in da casa mia e mettermi manetta uscita dalla sta porta che mamma mi sta scendo per Ultime notizie del giornale radio. La polizia, dopo un conflitto a fuoco con il ricercato Gennaro Cuopolo, è riuscita a intrappolarlo in un cascinale di Aversa. Ogni tentativo è stato vano per ridurre alla ragione il feroce criminale. Uè, ma che fai in coppa a sta montagna? Te ne vuoi scendere a casa, Nicolì? Che ci faccio? Faccio fuggiasca, no? Oh, fuggiasca? Sì. Ma perché a chi è ci che vai fuggendo? A nessuno. E allora? Però io faccio parte della banda di Gennaro Cuocola. Gennaro ha ceretto patigna perché era una carogna. Maltrattava la mamma. E mo va fuggendo, ha davantato fuggiasca e io fui a PSIS. Oh Gesù, Gesù. E che ha fatto con questi mulletti, pistole, martellette, nagli, guardate là, guardate. Gesù, è tanto semplice, no? Ha già affrontato il nemico. I pistoli e i mulletti servono per l'accidere. Gli ettanagli o martello mi servono per pungiare in totale. Ma chi va a girare, loco? Non tiene la forza da girare, manca un pollice. Ya mia, scena tenne che non sai più loco in coppa, poi ha portato a mangiare. E se non scena, la rimane in poi, ti arrangia con l'evera. Ma come con l'evera? E che sto fatto un piecore? Una cosa è questa. E vabbè, scena te. Ma la rimane in poi, si può venire viene. O se no mi arrangio con l'evera. State buono. Quei frutti selvaggi, quei cachiss. Ma io posto di sentinella non lo posso abbandonare, hai capito? Oh, se ne è giù, a sta famarone. Chi va là? Ardola! Deficiente, ma non devo dire che sono io. Ah, Luigi, sei tu? Sono io. Sta sagliando una femmina. Se non mi sbagli, è innamorata di Gennaro. Vedi se è essa. Aspetta un momento, fammi guardare. Sì, è proprio essa, è essa. E allora va a guardare attorno alla rotta addosso a Gennaro mentre parlano poco con essa. Subito va. Buongiorno, Maria. Ma che femmina affezionata che sì. A fa chilometri e chilometri per arrivare fino a Cancoppa a sta montagna per venire a trovare il caro amante. Ma che ne spiri? Se io sai che ai braccati a un momento nato può essere arrestata e può pagare l'omicidio di patrigno. Che ci spera? Ma io voglio bene. Issa è tutta vita mia. Eppure se l'arrestano, la aspetterà sempre, fino a quando esce a galera. E questo ne può essere sicuro. Ma su meritasse. E perché non se l'avesse a meritare? A me non mi ha fatto niente. Te credi tu? Ma poi in sostanza sul fatto che non mi appartiene, che me ne importa a me, ma che parla a fa? Ah no, mi ha parlato. Se è ritto peccato voglio sapere pure peccatore. Io ho già avuto sempre un'ammirazione per te. E me ne sono innamorato il primo giorno che ti ho visto, e tu lo sai. Però io sempre preferito a essa e non a me. Si sapesse quando mi fa male sapendo che mentre tu stai a casa di notte pregando un santo e schiuvando la faccia o muro, quel pregheretoio, quel lacrimatoio che tu salvassi, essa se ne sta interrotto in dolce compagnia. Non ne ho vero, che stai una calunnia. Vabbè, si la pensa così. E chi sa rie sta femmina che venate in compagnia? Ah, ne vedo un fattore che sta basciava là. E amore che belli pranzetti saporiti che lasagna. E poi... E poche cose. Gesù, e ci può tanto a capire. La notte porta consiglio. Ma se io vero quello che stai dicendo, la cira. Perché tutto bene, tutto l'amore sta per diventare odio. Odio mortale. È vero, Maria. E per certi uomini non ci vogliono le lacrime. Ma ci vuole che sta pistola per la fa papà tutto il male che t'ha fatto. Sì, dammela. Che stessa mo va grinda grotta e la cira. Nella grotta. Maria, che fai a quest'ora a Cancoppa? Io non voglio assolutamente che tu lasci sola a mamma a casa. Io saccio perché tu non vuoi che hai saglie fino a Cancoppa. Perché ci sta chi ti porta i pranzetti saporite, chi ti mantiene in dolce compagnia. Infame, buciarda, questa bocca di zucchero mi saputo incatenare. Io male che mi hai fatto, mamma li a papà, perché mo t'accino prima a te e poi a essa. E niente meno di un coraggio che c'ha la pistola. Allora se si convince di tutto quello che t'hanno detto, sai che ti dico, spara che io non tengo paura.
Però prima che muore ti giuro un coppo bene che voglio che la mamma mia, che questa è una calunnia che ti hanno venuto a raccontare. Mamma mia, meno male che ha geluato caricatore. Ma io credo a te, amore mio. Gennari. Maria. Siete degni l'uno e l'altro. Ecco che sta pistola che non ha voluto sparare, io va a sciare a tutti e due. E prima che vengono arrestati, trovarono già morto, ma che io ce l'ha diritto maresciallo che stiva qua. E spara, a chi aspetta, carogna. E tazzire, mannaggia, sei inciappata la pistola. Ah, sì? E mo sei tu che a morire, carogna. Arrenditi, Gennaro Cuocolo! Ormai sei circondato! No, non m'arrendo. Maria, scappa a quella parte. Mamma santa che dolore, meno sangue sta ferita, che stavolta sono perduta, ma non l'ha già fa sapere. Gennaro Cuocolo, arrenditi! Non hai via di scampo! Solamente a questo patto io m'arrendo se volete. Si chiamata mamma mia e la compagna de Non sparare, Cuocolo! Sta entrando tua madre! come l'ha già aspettato sto momento per la sagrestia capelliante non t'avvolisi e sto sporcando il sangue quest'ultimo dolore da già da lascia sto figlio malamente per un viaggio senza più ritorno prega per me che forse Dio do cielo se prega tu mi sape perdonare dammelo redome ma se strignami in capo cuore e scarfami sto cielo che sente mietto a me. Perdonalo sto figlio delinquente che a sto momento è come una creatura la fa paura tutto questo scuro perché sta vita mia me la già zerrano l'occhio e fammi sto valore dilla sta gente che mi aspetta poco che amore che si saponna accontentare che stupo già che si fa catturare che stupo già che si fa catturare